Una persona morta e 7 feriti è il bilancio di 2 gravi incidenti dovuti probabilmente alla fitta nebbia lungo l'autostrada A13 all'altezza di Occhiobello a Rovigo. Si è verificato un tamponamento mortale. Un camion ha tamponato un furgone Ford Transit dove viaggiavano 5 persone. Uno di loro, l'autista, un uomo di 52 anni straniero, è morto sul posto. Altre 4 persone sono state trasferite all'ospedale in condizioni non gravi. Immediate le ripercussioni sul traffico, aggravate anche da un tamponamento avvenuto a Terme Ugane con 3 feriti non gravi. Chiusi i caselli dell'autostrada in direzione Bologna a partire da Padova Sud fino a Occhiobello. La fitta nebbia che copre buona parte della pianura sarebbe all'origine anche di una serie di incidenti in Romea. A Valle di Chioggia un camion è uscito di strada sulla rotatoria di Valli, mentre sulla stessa strada un tamponamento tra un'auto e un tir avvenuto un'ora dopo ha ulteriormente aggravato la situazione. Alle 9:30 i vigili del fuoco sono intervenuti anche a Montecchio Maggiore nel Vicentino lungo la strada provinciale 246 per un camion rimorchio andato a sbattere contro un platano dopo la perdita di controllo del mezzo da parte dell'autista. Un uomo di Casale sul Sile è ricoverato in condizioni molto gravi. È stato soccorso dapprima da alcuni passanti che l'hanno estratto dalla cabina del mezzo e subito dopo l'intervento del SUAM è stato trasferito all'ospedale. La circolazione lungo la provinciale è stata temporaneamente deviata. La nebbia potrebbe essere all'origine anche di uno scontro frontale tra 2 auto a Sant'Urbano nel Padovano, feriti i 2 conducenti. I pompieri di Este hanno estratto il conducente incastrato nell'auto, mentre l'altro conducente, finito nel fossato, è riuscito a venire fuori dal mezzo da solo.